Amigos e amigas, depois dos sonos, bem tornados, bem agattados, ancora una volta, benvenuti in sul programma Cosa Nostra, questo programma che si vota da Arreu in Sardegna, poi vuoi dare di musica, tu hai musicista, se si fai contare dei issus, non fai questa musica cosa in sono, ma pensa a sa vita, che a noi si piace di scegliere cose, se sono curioso, andiamo a intro, e poi se no su pizza si imberchida. Fatto via in Nanni Gaia, ben agattato. Grazie. Come ti stai? Tutto bene? Bene, bene, tu? Bene. Grazie dell'invito, sono da contento di essere in oggi. No sicuro. Io sono sicuro, me la sanno, io tento questa maniera di dire in programma, quindi insomma è stata una bella soddisfazione. Santo sono Nanni, cominciato proprio da singhiazzo, che a noi, gli ascoltatori, dopo di sono, dispiace, a sci tutto dei artisti, dei ospiti, cominciato proprio da singhiazzo, dei commenti. Hai cominciato, da quando hai cominciato in questa musica cosa tua? Come ti esti questa cosa? Come ti nasce? Ho suonato, cioè, ho incominciato a suonare dai me da minore. Io 10 anni, 9 anni, mi lamento come chi si è dove, che proite sono nascito in un luogo in cui la musica è in suo quotidiano. Certo. Che proite beste su Diamond Jazz, best Paolo Fresu, e quindi in un modo insattero uno ho incominciato a suonare o andare a tribagliare e ho incominciato a suonare dai visiddu. Ho incominciato a suonare con sa trumba, lo strumento principale mio fu sa trumba in sa banda di su paese. Che tutti i piseddos se potevano separare due cose, o fi su calcio o fi sa musica. Ho incominciato con su calcio, ma avevo troppo negato, quindi, e quindi da qui ho ponato a babbo e mamma, io che so suonare. E io però al seguire, non l'al de mollare, che proite, io li narai, a me questa musica mi piace, è una cosa che intendo intro, gli schioccia, è una cosa che schioccia. E quindi praticamente io ho incominciato con sa trumba in sa banda, io ho studiato 3 anni di teoria del solfeggio, innanti vimos una cosa come 20 piseddos, poi sul solfeggio, questa è una cosa che comunque ha da eseguire, e quindi dai 20 restaiano sempre in 3 e 4, che proite poi uno che deve suonare, quindi già dai piseddu uno deve avere pazienza per una disciplina, no? Certo. E io dai sa banda ho imparato questo. Sa disciplina in una cosa, se prende una e fa che la viene. Certo. Quindi già il suo percorso vi ha segnato, segnalo che proite si tu ti indabizzi che una cosa ti piace, studias, certo. ti applicas. Che poi il solfeggio è come matematica, la musica è pure matematica. Però per me è importante che questo solfeggio che hanno bisogno ora delle aree di strumento, quindi pure questo ti la fa che in suo erare un vago, però se uno bigrette tanto resta. Quindi 2 anni io ho suonato 2 anni con sa trumba, però in sa lezione di sa trumba e io andai a suonare la batteria. Caproite, l'hai io sempre io chissà che sa trumba sia di strumento mio. E quindi io ho sempre questo pensiero di lunare quindi devi giocare a 2 anni, insomma. Sì, 10 anni. E quindi finì la lezione di sa trumba, in soldi che il minuto su chi babbo veniva da mileare, e io suonai la batteria. E qui io compreso che questo vedi di strumento mio, però come te bilunare io a mamma e a babbo? Caproite, io sono mai andato al de seguire, che mi ha comprato pure la trumba. Quindi una volta comprata la trumba, e che come te bilunare? Non fai da tornare. No, fai da tornare. Poi io ho avuto una crisi, ma io ho dato, fortunatamente babbo e mamma con me sono sempre stati abbeltos, mi hanno sempre ascoltato, incentivato, quindi non è stato poi un problema. E dai poi ho cominciato a suonare la batteria in sa banda, sul primo il gruppo si batto di cannos, e io già in conca questo che io fare. Creare un gruppo che vidi meu, e quindi andare a incominciare a suonare in sol locale, se no? E quindi a su grigimo meu mi sebero un padrino, me da in gamba che suonai a sa chitarra. Pago più il manne a mia, te che 8 anni, però intanto con il fatto che fui padrino mio, fui più il manne a mia, mamma mi fa che andare a suo sconcerto, che comunque batto il di canno, sono ti manda io. Certo. E quindi dai cui ho incominciato a suonare tutto sul locale, Deida, pure in Sol Festival già dai minori. E quindi caproitte poi su frate di su chitarrista hai dato un furgone
e quindi nos accompagnava. Come ti si era questo chitarrista? Non ti sono nome? Sì, Michele Pinna Sinara, chi Michele, saluto, tu salutato, pure certo. grazie a isse si ha scoperto sa musica rock, sa musica funk che mi passava da sul disco, quindi è stato mega stimolante per me dai bisi. Quindi insomma, voglio suonare una persona che in qualunque maniera ti ha fatto entrare in suo mondo della musica. In domo tua, babbo tua e mamma tua, sonanta? No, in domo mia non sono nessuno, però sono artigiano dei soltiju. Dai nonno mio, quindi io in sa famiglia mia ho imparato una cosa, sa disciplina in salte, no? Certo. Creare in qualche cosa di tu, quindi certo. al de tribagliare sempre costantemente, provare che qualche cosa che sia tua, non dei altri. Quindi io, grazie a isso, ho un po' imparato su mestiere, che poi chi sia in musica, chi sia d'artigiano, so stribaglio che non sono gasi, alle bonne stotto. Certo, se no non arrivi in nulla. Certo, ti deppesi poi Sì. e deppesi fai. Cioè, determinazione. Questo è stesso senso. Ascolta, quali punti a parri cosa tua is artistas chi brusu tanti influenzau in suo percorso cosa tua, in suo percorso musicale che si facendo? Chi deppesi scioperai una varica de nomini? Binda meda. Però se uno che ascolta da... Si ascoltò me da musica che potete ascoltare il suo primo studio, certo. è la prima cosa per suonare, certo. ascoltare, poi potete studiare, ma è scusa chi conta da ascoltare sempre. Ho cominciato con su rock, come tutto su spiseddo, chi che spaccare tutto, che poi la batteria è un strumento che ti dà da subito, no? E io ho una personalità molto irrequieta, sono meta adrenalinico, iperattivo, quindi in sa batteria c'ho proprio si sfogo mio. E quindi è normale che abbia cominciato con su rock, quindi sono le Zeppelin in antidotto. Il classico, no? Sì, rock classico dei anni su 60-70, quindi le Zeppelin, Deep Purple, Soul Beatles, ho imparato a cantone pop, Soul Beatles finì meta in dainanti, certo, sì. Poi meta rock and roll, ma rock and roll dei anni so chimbanta, quindi Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Little Richard, tutto questo il gruppo Su primo rock and roll, su primo rock and roll, Caproit, sa prima band mia, cussa con padrino mio, facciamo su rock and roll, noi sappiamo su Gypsy Blues Band, Gypsy Blues Band che è derivata dai Jimi Hendrix. Dai questa band che hai disse. Certo. Infatti anche Jimi Hendrix è stato un artista per me mega importante. Che poi questo batterista di questa epoca fin bello so che poi sperimentavano pure con su jazz. Questo si ascoltava sul jazz. Certo. E quindi hanno inventato un genere. Quindi per me questa cosa, essendo cresciuto pure in un ambiente jazz, è stato mega importante. Certo, poi questa batteria jazz è proprio una batteria totalmente differenti dei altri, no? Sì. Su un momento che sta solo di batteria, no? C'è improvvisazione, certo. E questo l'hanno riportato in su rock, però si veste un batterista in un gruppo per me mega importante sono le Zeppelin, con John Bonham ha compreso mega cose, suonare pop però in maniera rock, improvvisare in una certa maniera e soprattutto su suono, sa casciamanna, certo. registrata in un sottoscala di Jimmy Page, quindi per me tutte queste cose sa venire. Ti sei finza studiata studiato e io pure ho avuto una crisi che sicuramente tu talmente ascoltas certos artistas a un certo punto tu non capisci più che è pensa che s'arruga cosa tua. Quindi non riesco più a comprendere che è vero che sono io troppo imitente a isse. Poi l'ho compreso in Sozzano, so che hanno cresche. Poi ho avuto un periodo di transizione perché ho cominciato ad ascoltare su funk. Quindi sa fusion, un vago più su mondo. Billy Cobham, John Scofield, Medeschi Martin e Wool, me da gruppo e gue ho compreso che tanto importante è sperimentare e non stare solo in un luogo, perché probabilmente a Savine si sperimentazione pro un artista, pro me, è una cosa fondamentale. Poi di gusto però non ti puoi dare ascolta, insomma, si è scoperto su jazz, si è scoperto su funk, e c'è chi vuole imparare tutto questo suono, c'è una cosa che narra, questa cosa da gatto in su rock, questa cosa da gatto in su jazz, questa cosa da gatto in su funk. A me viene da conca un uvedo che sti su groove. Bravo. Italinai, groove. Groove è su motore.
Che tu mi pare che sei uno che ti piace di questa cosa. Sì, su groove per me è un stile de vita. Su groove è medas cosas, è andare a tempo innanti a tutto, è seguire esas cosas, è su motore de sa vita, è su coro chi anda. Certo. E la ciappas in tottue, che su groove è su ritmo che si ripete, sempre, con sa variazione il suo, però è sempre cussu. E quindi per me è questo termine che narra il meta, che narra este su sommario di tutto questo che mi piace, este su motore di ripeto de. Su groove. groove. Questo è uno bello vuedo che è. Poi, più che tutto, è un vuedo dessa musica niedda, no? Dessa black music, black no? music. Tu sei uno che ti piace questa black music, questa Black maglietta che music, porta. Non sei da poter dire, io sono uno che questa collezione di dischi su The Isaac Hayes, quindi insomma, mi piace a me. potevo Sì. suonare che conosco questa materia, però questa musica niedda è questa musica più importante per voi? Emmo, cabroite che non manco l'ischire, mieni cussu. Forse cabroite la po' sempre ascoltato, o forse s'anima mia vidi in un altro intendisco in vidi. Però mi essidi, Certo. cioè mi essi questa musica e per cabroite è una musica de goro, su blues, è Sì. musica de goro. È de anima puro, certo. De anima e de goro. Poi la razionalizza che non l'hanno a studiare, però se andiamo a bere è una musica che ti essi dai noghe, vibrata. Certo. Sa black music per me è stata la cosa più bella che beste, che probabilmente non mi straccata, e non mi straccata né dell'ascoltare né della suonare. E poi potevo suonare che questa black music è a sa base della meta musica moderna, no? Chi andò a castiare questa storia di questa musica, su rock nasce dei nieddos, no? Su jazz, su blues, su soul, ma finza sa hip hop, finza sa house music, su funk. Fonti tutto su, a sotto di tutto su due sa black music. Pare casi, ma a Beru parti tutto dai gue, certo. Dai al work song dei solnieddos che vieni schiavoso. Bravo. Si due parti dai gue e andas a poi innanti bivi su ragtime, ma su ragtime non fai a solnieddos. Certo. Poi se ste voluto dai al work songs, andiamo a bere Robert Johnson, andiamo a bere Muddy Waters, e poi la cosa più bella è che chi sono inglese, si sono ispirato a cudo. Certo. Però è sempre musica nieda. Se andas a bere su Rolling Stones non fa che un altro che un Muddy Waters in una. È blues, eh? È blues rock, però parti sempre dai due. Certo. Se prima pago, ci punti milli traballo su che non sono nobideos, perché non sono annanti del suo palco, o in suo caso mio forse sì, che all'inconorta a sopra del suo palco. I traballo su punti gusto su finza che si va a pavasa del suo palco. E noso è un concodrao o a rubrica ici. Io sono Paolo Sanna, sono il presidente dell'Associazione Culturale Artes e Sonos di Arrugnasa. Noi, come manifestazioni principali, organizziamo su meeting Artes e Sonos, che è questo contest per band emergenti, come siamo a 27 edizioni in questo 2024. La prima edizione fu del 96, si è firmato l'anno del Covid, poi ho sempre fatta, da quando sono vicino obiettivo, dopo sempre con noi. E poi sono diventato presidente. Per organizzare una manifestazione tocca in primo a comprendere di quanto si può disporre. Quindi tocca da recuperare di noi, a fare domande ai enti pubblici, a cliccare privati e a comprendere quanto sia Sinai che si può dispendi e finza se quanto sia essa forza al lavoro e in risorse che non sono prettamente economiche adesso socio. Si recupera questo, una volta che si recupera o comprendi e quanto si può, si dimensiona questa manifestazione in base a chi si può, si fa. E chi non si può recuperare un service audioluci di 1.000 euro, magari si fa di 500 e si impicca questa cosa. Chi non è 1.000, magari 2.000, e questa cosa si ammagna. Tutto è sempre, si ha conforme su stampe su ballotti e questo è. All'interno di questa socio, due punti poi, gli organi decisionali, quindi su consiglio direttivo che decide e commenti a inizio anno, si va a una bella riunione e ti fa su canno. Canno va su presentazione del libro, su
che si da fare anni fa è bella da fare, due sto bello centro sociale, fare cose, si da fare da fare solo con sopra dei volontari, appena spendendo poco cosa, e tanto non devo poter fare in metas. E questo è solo forza lavoro, è solo opera dei volontari, so di questo si può fare in metas. Poi questo tipo invece di manifestazione per forza è necessario che lui sia da un pago di collaborazione da parte dei enti pubblici. Purtroppo è sempre venendo a mancare questa identità i fondi per la cultura sono sempre più spaghi, su questa regione non è che arrivi cosa a meta, non si può ordinare del suo comune e poi i stessi apporto dei volontari e che un contributo di azienda privata o volontari dei privati. Questo è il finanziamento nostro, su poco cosa duati. Anzi, ho canno, se ho entrato in Surrunze, ho fatto l'iscrizione su 5.000 e devo hanno passato delle dichiarazioni devo hanno passato già che qualcosa se arrenesce a recuperare quindi una volta che tenevo sui nai e ischidevo se canto potevo sospendere tocca a comprendere come te lo spendi e quindi dove sul consiglio direttivo del socio che decide dei commenti lo spendi si criccanta quindi se artista si cricca da e si le fai e tanto si contattano, che sono disponibili, si clicca sa data, una volta che sa data è stabilita, si bicchi sospiti in cui sa data è libero, chiede altro impegno. E la botta sa meta capita che pure lui decide di fare questa manifestazione, clicca sa artista che ti fusti pensato di invitare e non invita se questo non è più disponibile. In questa data, tanto o cambia sa data o cambia sa artista, de due a una. E tanto cricca su artista che possa essere più o meno del suo stesso livello o magari d'uso che possa equiparare. Per noi è diverso perché questa manifestazione in primis è fatta dei band che sono emergenti, che si iscritti, quindi noi stabiliamo questa data, poi gli ospiti lo cliccano dopo in base a su chi si coigia dei dinai, su chi si coigia le ha tutte le altre spese. E niente, poi è in questa data e sa dire è proprio tutto i di prima pure, perché tocca a cliccare di conquadrare tutto e se gente già meta che aiutano non mi posso lamentare, dove sempre addirittura sa che cosa che mi fai prendere in meta, devo passando in mesuia in vita e chi ti sarebbe d'aiuto, la gente chi ti sarebbe d'aiuto non era meglio, devo sono disponibile, ma la gente mi dice, devo di questo non mi posso lamentare, perché la volontà in vita dove è. Non posso andare manco 10 persone si mantengono che non fanno parte di socio, gente di altre associazioni o chi non fanno parte di nessuna associazione che mangiano questa cosa, quindi di questo non mi posso lamentare, sa manodopera dove è. E quindi di questo si organizza da tenere tutti questi step e organizzare sagea, poi i band dei papai, quindi tocca da applicare a fare questa spesa per sagea, tocca da creare ischi cucini, ischi sreventi, ischi magari traballanta mei bevanda e tutto, e ognuno ha il suo ruolo di gusto, ormai 20 anni, 6 anni che lo facevo e ognuno ha il suo ruolo suo e già hai tutto come chi sia a roda che giri, ognuno ischi su chi deve fare, ormai è tutto rodato. E siamo ancora in Fuedus e Sonus, in questa bella puntata di oggi, su Fuedendi de musica, come ti fate sempre, ma se su Fuedendi Vinces de musica niente, de black music, che a me è cara a me, ma mi pare di capire a Nanni, è meta cara. Nanni, ma io sono insomma, su Fuedau de Reginas, de sa musica, de su ragtime, se arrivato Vinces su ragtime, sa work music, Vinces arrivai a su funk e a house. Ma chi c'è una definizione chi può desigiare dessa musica cosa tua? Qual è la stessa definizione che sta donai? Devo fare musica? Pro essere libero. Bello, bello. Cavolo, questa musica libera, no? Queste libertà. A me piace appunto non avere preconcetto su dei te devo fare. A me piace di fare, sperimentare. Capro te quando a periodo, magari in un periodo ascolto una determinata cosa e quindi sperimento gussa. Quindi per me è questa libertà massima fare musica, per me questa è una cosa importante e quindi mi piace gasi. E poi esti importanti essere libero su facendo musica.
È importante che essa libertà è la cosa principale dell'umanità. Che non è essa banalità, no, è proprio però una è questione gas. di fare su chiollo a Esatto. rispettare gli altri. Bravo. E questo è il suo significato Certo. di questo contesto. Ascolta, tu hai scioperato in sa vita cosa tua, de vai su musicista. Esti su traballo cosa tua, no? E tu fai in Sardegna, hai fatto esperienze fuori, sei andato in Firenze, hai studiato, hai girato, hai fatto sto turnista, posso dire questa cosa, no? Una pariga de trummas che all'incuna te in Porto Puro. E poi sei in Sardegna. Ita o innai a essi un musicista in Sardegna? Esti uno sciopero È importante, no? importante meta. E in Sardegna a volte è difficile, che bisogna paga opportunità a livello di ti fa che sconoscere, di suonare in certo contesto, però è un'isola troppo bella, che ti affeziona, quindi è il bello pure di stare in oghe e tentare di fare qualche cosa pro te e pro sos amigos tuos, pro chi ti sighi, sa opportunità del bisogno, in tutto è bisogno. Sempre dai te, dipende dai te questa cosa. E quindi, come io sono in oghe, poi grasa non dico non so, però come so ponzende al base per qualche cosa mia che sia a lungo termine, no? Certo. Come te contesto. Sono contento di stare in oghe, che brutte sono sempre tribagliende, sono sempre chi è gente con cui fare il musica, e questo per me è importante. E bisogna meda artista talentuoso in oghe. Cindali. Meda. Ti indieni da conca che all'incuno? Tenesi che all'incuno un nome che si vuole si fai? Poi noi sono sempre cicchendi, gente. Sì. Quindi... conosco Matteo Leone, per esempio, Donato che sono a Iacunisse. Salutato su amico Matteo, Lo salutiamo. Poi ho suonato con me da terra gente. Bindata come non mi viene in mente, però binda a me da gente brava. Ascolta, hai fatto questa esperienza in Firenze, in Sagalia, hai studiato un po' 3 anni. Ecco, contasi uno va con questa esperienza, come te nasce, come ti mai hai deciso di andare a Firenze e ita adesso parlavo dentro del suo coro di questa esperienza. E si stata meta bella, che io da che 9 anni ho finito sa scuola io ho fatto su geometra, però non mi piaceva e quindi ho deciso di andare fuori per studiare, perché no che vivi solo sul conservatorio, che sì mi piaceva, ma io queria fare un'altra cosa che non sia questa che fa che in tutto, queria fare qualche cosa che vi pro me. Che io suggerisco, sì mi piace, ma non queria studiare questo, io queria fare musica moderna, e studiare in un certo luogo poi, quindi essere dai no, che non io proprio bisogno. E sono io pure con Francesco Piu, quindi apponato, probabilmente devo stare in oghe quando con esse si potesse suonare i gue. Quindi sono partito e fortunatamente vi museo, a Trolldio dei Ottieri, due de Idda mia, de Berchidda, fin già i gue. Quindi io sono andato i gue praticamente, fimos in una domo, tutto un pare, delle 8 persone, dai tutta Italia, ma 2 che in saldo, quindi praticamente una colonia salda in Firenze, è stato un meta bello che proiette video in un campus, quindi ti ne pesai a su Manzano, fai alza lezioni, non solo degli strumenti umani, questa è stata una cosa importante. Cavaglia solfeggio, teoria, musica guida all'ascolto, musica d'insieme, pianoforte che mi stese il video meda poi, a me mi piace suonare pure altri strumenti, cioè la vocazione mia è produrre e arrangiare, quindi avrei studiato un strumento che è diverso dal mio, a me mi gasa da questa cosa, è stato meda bello. E poi sotto sul profilo umano è stato un meta importante che sono cresciuto meta, che mi sono acciappato da stazione di Idda a questa stazione di Milano, di Bologna, siamo andati in Londra, con Francesco abbiamo fatto un bello tour, e io avevo 20 anni, e quindi ti potete immaginare piccioccheddo di cui girende in questa stazione a Sassola, quindi cresce, cioè, diventa pure responsabile meta. Un'esperienza musicale ma vinta umana che poi in
bagnas a meda pure, cabroite, non è che beh, e adesso si imbaglio so che poi diventa un professionista, certo. o non si fa da mai dei imbaglio, so solo cosa al positivo. No, e beh, Se tu questo hai- mondo, poi non sa fuori dai, è sto vago, una cosa che so- nel caso del suo mondo, del suo social, in suo cali non può essere leggio, deve essere bello. E hai esatto. tutto questa vita, no? Ormai non si può più sbagliare, no? Deve essere Invece non è il perfetto. casi, Invece non è no. il casi. A sbagliare pure serbidi che ti vai ad andare in Ed Sarruga è gue giusto. che Certo. Ascolta, in cui in Firenze hai strinto relazioni, come te ne hai, tens ancora amigos con i scali, si suonau e avarrau cosa? Meda, o è ancora mi intendo con qualcuno Mm. che anziché a Terol no, però mi intendo sempre. E meda con sos professori pure, Ah. bappo pure tornato a collaborare. Un bello rapporto, che sono belle persone. Sono stato fortunato che questo professore hai anche compreso questo che io fare. Che brutte, secondo noi andas al leva che scusso. Invece Certo. in questa accademia fi bello che brutte a seconda io non stile tu. Quindi ho appaffinato sa black music proprio i gue. Dende sul nome a sa cosa, Certo. magari innanti non lo dai io, mi ne ha distinto. Però che hanno due razionalizzare tutto, poi ponesi in sa bilancia e deve comprendere te ponnere, te non ponnere. E quindi è stato un percorso importante e ancora oggi mi intendo con metà gente dei due. Hai fatto un percorso di reso professionale accademico, no? È un'accademia, Beh, quindi insomma. sì. È importante questa cosa, secondo te? Cioè, su fatto di essere sì, un musicista, di suonare, ma vince da si formare, no? Di studiare. Quanto è importante questa cosa? Per l'esperienza mia è stato meda importante, che brutte su talento non basta. Su talento che resigido. Certo. Quindi tu hai da praticare e studiare sempre per questo contesto della bilancia. Solo con su talento potete essere che arrivi, se casa storia lunara noi che su rock io penso che non abbiamo studiato tutto in su rock, però in so tempo di oggi per me è importante. Bisogna sempre lamentare che è scusso che comanda adesso coro, però al studiare pro essere sempre mezzo su. Certo, è vero pure che serve a studiare, ma serve non scio. Io penso sempre, mi sto studiando una pacchetto di biografia di un artista, andare a puliggio in ultimi mesi, una variga, è una cosa che ha gatto in tutto su schifunta rennescio, sa fai che è una cosa di importo, posso studiare questa musica, penso a James Brown, penso a Bowie, ma penso a gente come Prince, no? Può dire uno che questa musica niente, grazie a Dio, è stata una bella monte aggiuto, e stessa determinazione. Sì. Cioè, sul fatto che ci diventa già dei picciocchetti, che ovviamente fai questo. In noi ovviamente arrivai. Ti inciagatta sono pacchetto in questa cosa. Mo, cabroite, tu a balde credere 11 die. E bisogno me da momento so chi andas a giosso, cabroite, poi è difficile. Come per me è più difficile, che io ho 20 anni ho visto un sogno bellissimo, lo è pure, però la realtà è diversa, quindi non deve essere mai abbassare la guardia, deve stribagliare 11 die. E ho imparato che non devo ponermi d'aspettativa, a sa die bisogna di tribagliare. Bravo. Ascolta, quanto tempo dedicas ad ogni dia a questa musica? Tutta die. Cabro tappo in studio entro e domo, io mi indepeso e l'ho attaccato. Sa camera letto mia è il mannitta e appo tutti i due. Quindi mi indepeso e o sono, sto in su computer o ascolto. E quindi è una cosa che ho fatto un die. Poi sa ora magari bisogna 10 che visto decora, tra il 10 e 13, tra il 10 e 1, dipende da me. Però sono da organizzato a mi gestire su tempo, su tribaglio. E quanto è importante invece se uno musicista, uno che sciopera vai questo traballo a scurtare questa musica, a scurtare questa cosa d'esatto, se varrai come te ne hai sempre attento a su chi bese, le novità, questa musica di oggi è meta varia, no? Poi oggi sono mille maniere si può ascoltare questa musica, e video, e Spotify o Apple Music o tutto su chiesti. Tocca adesso aggiornare su questa musica varia meta. Tu sei uno chi si chiedi? Io emo capro che tribaglio pro atteros artista in produzione, quindi devo stare sempre concentrato a questo che si. Ma poi io sono curioso, quindi non è che mi pongo un limite, se ascolto pure la trap, se mi piace su beat, cioè non ho preconcetto so di nulla. Se tu
in un certo limite, però mi piace da ascoltare, che proite si tu ascoltas lo faghes tu, e scusso tu, eo la vivo assi, cioè eo ascolto e cerco sempre de cliccare de lu faghe il meu in sa maniera chi mi viene naturale, però è come leggere un libro e provare a scrivere, Certo, uguale a ascoltare sa certo. musica. Ascolta, itta ti piace dessa musica de oi e itta non ti piace? Allora, mi piace di che chi è il varia meta e che potes leare meta ingredientes, pro fa che è sempre sa cosa tua, sempre tornamos a cuddu cuntristu. Non mi piace de ca è troppo veloce, sa musica Chi de ti è questa cosa? troppo veloce, sa gente È una non canzone dura da canto, 5 disi. veloce in su senso chi essi troppa roba e non li Questo stas è. non li stas a pitto e quindi ti perde il meta cosa, ca stu mondo de oe è il meta veloce. Sì. Invece bisogna de si firmare ogni intanto e cliccare de comprendere it e bada, puru cioè non bindà depresso, non sono al suo impulso, però si devono narrare un limite de oe secondo me è scusso, chi bel meta roba, meta veloce, sa gente non si firma ad ascoltare, magari tu hai strivagliato un anno pro lo vaghere e subito bindate un attimo, quindi Aspetta, Dogna Cenavara. Ci si no che su Cenavara sta di in so che beh senti i canzoni, sa sapere, de su giovi a notti a su Cenavara. eh, Beh senti i canzoni, se Dogna Gita, beh senti canto disco pescacchi su beh senti, di beh pescacchi senti è milioni. il bello che t'alimentata, però pure troppa roba poi ti disorientata, Certo. Ti quindi perdi, sì, ti certo. perdi, sì, quindi ormai è tutto meta veloce, però dipende sempre da questo che quer fa questo e quindi io penso sempre in mezzo sanneare che Certo. Bello su chi ci iniziate in più, su chi noi mai. esatto, Nareo semplice. E come ti fate su sempre, sul programma Cosa Nostra, andavo su pizza a ciccai, i discus e i librus, chi funti bessius. E lo vedo su questa rubrica iscritto e sonau. Noi inseriamo su S1, su progetto è nasciuto l'anno passato, da ricreare Gabrielli, che è su chitarrista e su cantante, su progetto praticamente è su, appustisi, si domandava a noi se fare un gruppo, una band in pari, poi portare questo pezzo in giro, in live. S1 praticamente è, si deve prediligi se è come che vi è una esclamazione che vai quando non credi mera a una cosa che ti narra un'altra persona. Ti narra una cosa che non credi e tu vai sì, come te nai, ma quando mai. Su generi della musica di S1 è un genere particolare, è una musica a metà retretto tra psichedelia, punk, garage rock, o pacchetto a metà retretto di tutto questo underground, de stili underground de musica. Questo progetto musicale parte di tutto da Gabrielli, questo fa di tutti i spezzi e poi si presenta a noi e noi ci suoniamo in pizzo. Poi suoniamo in su 4C. Chi adesso su studio di registrazione de provas chi ten giudeu, poi taddeu seu de Flumini Maggiori e ten giù etichetta, che si era Gaul Records, e se uno è uno dei progetti che partecipa a intro de etichetta praticamente. In questa musica noi abbiamo trasmesso la gana di esprimere emozioni e le cose che vivevo. Gabrielli Cristiano praticamente dessa vita sua, conta le cose che gli sono successe in un modo particolare. Ancora voi due sono su, ancora in compagnia delle sue in arti su maestro, ancora in compagnia di Nanni Gaias, con Nanni Minciagatto, voi sta... I suoi su ben senti bene, case sono che questa musica mi pare che da conoscete, no? Case si intrendi in un mondo, poi sa black music si accompagna, amico su gusto, è una cosa bella. Ascolta però, devo essere curioso e vince i ascoltatori, poi due sono su o in tisci. O in tisci come ti nasce di questa musica dei musicisti? Sa musica cosa tua? Sa musica che fai? Come ti nasce? Ti decidi a sonnotti? Mi venivo a conca che posso suonare questa cosa, posso aggiungere quest'altro, appuntendo questa cosa, come ti nasce? Altando, a volte sono da metodico, cammini di un'idea e t'hanno là che so sviluppare tutta e mi tanco finché non la fino. A volte pure a de notte posso ascoltare una cosa che mi ispira e l'ha fatto. E ho la fortuna di avere si studio in domo, quindi ho sempre tutto i gue.
Generalmente parto asi, io mi tanco, a volte se iscrio che ha un senso e mi si sas cosas, parto da un zonu, non parto mai da sa batteria io, Sa Sei, batteria, sono un batterista. ma sa batteria est in tutti os istrumentos. Certo, è vero. Quindi io dai sto iscriendo, parto sempre o dai sa tastiera o dai un riff di sa chitarra, tanto sa batteria li già come deve essere, che li scrivo in funzione dei commenti andata poi sa ritmica. E poi è tutto, mi viene tutto in maniera naturale. A volte potrei stare 2 al diese per un tripaglio, a volte ho visto 6 diese, dipende dai canto che sono ispirato. E quindi, Bruso sì. a su notti o brusa de dì? Sono notti. Su notti. Sì. Sì. Ma pure in 3D, no? Come uno pago più in 3D, però che hanno fatto sul primo stripaglio sono solo a de notte, a tutta notte però. Quindi sei un animale notturno. Sì, poi me ne penso a taldo, come non pago più su de equilibrio, dai. Come te so crescendo non pago più, ovviamente un pago si cambia, da, no? Certo. Ascolta, e quando traballas con qualcuno altro artista, se mancai in studio, tenisi un ospite o fai un progetto differente, a intro de su cali c'è mancai, penso, un chitarrista, come in questo progetto che ha più de vago, insomma, non te che si era l'ultimo, questo che si fatto usato con suo chitarrista che si era Giuseppe Spanu, compagno mio, un salutiamo. E si fatto una canzone in pari che si era da, è una canzone tua. Sentieri, e Peppe ste frate mio, con esse ha studiato in Firenze per esempio, un po' fatto me esperienza con isse. Questo è l'ultimo brano che ha poi scritto e che fa parte di un progetto nuovo che so fattene, che si sperimenta non lo pago con sa drum and bass, con sa roba club. Poi si pensa a sa drum and bass e non va anche a 170 bpm. Certo. Poi si due di mezzo sai stai hip hop, Certo. Fai sempre di questa roba. E poi sperimento me da capruite sono su bascio in su live, mando al sequenza, poi ando in sa batteria, insomma, è meta divertente per me. Ascolta, se no non vedo importanti questa sperimentazione, no? Questa sperimentazione è una cosa che, come te ne per me, penso sempre a chi punta a rennesce a fare cose importanti in sa vita. Torrosa è il nome che si è fatto prima, pensa a Prince, no? Prince è uno che in sa vita cose sua di sperimentavo. E da Sibilla sono paghetto dove stai sopra fiato un polistrumentista, no? Non fiata a scelte, cioè Prince di cominciare online, no? Con suo pianoforte, che si chiude con suo bascio, tenere su babbo che vedono un musicista. E ad esempio sperimentato, certo, ha sperimentato sul mondo della black music. Ecco, questa cosa di sperimentare quanto è importante. Per me è meta importante, capruite, sempre per il contesto che quello è libero. E non mi quello etichettare troppo in una cosa sola, perché la vita innanzitutto è lunga, quindi ha tempo pro fare. E poi sperimentare è importante, capruite andas a ricercare questo che ti piace, e bi provas a di rischiare sempre. Io sono uno che rischia da me, l'ho fatto essere, ovviamente isco che non tripaglio fatto bene, questa certo, stessa cosa, sa qualità, no? Sa qualità per me è la prima cosa, il suono, l'arrangiamento, però mi piace da pondere un paio di questi ingredienti che mi piace e che ascolto in questo determinato periodo, come io sono in una wave, certo. Un paio più elettronica, quindi mi piace da sperimentare tutto questo al mondo. L'elettronica è sperimentazione, questa definizione di elettronica è proprio sperimentazione. Sì, è stesso mondo e noi si sperimenta de bruso, forse in sa musica de oggi, no? È importante, non al di mire di sperimentare. Capruite, vita andiamo una. E ho che fa che tutto questo che mi narra su coro e sa conca, e quindi è un consiglio che davo a tutti gli artisti. Però sperimentai, noi vinces ad ogni tanti, tu c'è sti vinces sul rischio de si perdi. Meda, ma pure per la gente canarda, o è al fatto funky, o te lo dico al fatto non si comprende, questo è un grande, a volte è un grande problema, quindi pure quello di bilanciare un pago questa cosa, però potete essere rischioso, cioè devi scattare una ia cosa tua, una ruga, sì, no? Questo è importante, una cosa che fai di nai a suo pubblico, chi ti ascolta da questa è una canzone di Nanni Gaias, anche chi sia da hip hop, chi sia da drum and bass, chi sia da elettronica, chi sia da funk, però devi scattare una
matrice cosa tua. Io Da se sei cicchetto e da se già hai agattata. penso, cioè la so sempre chi kenne, però si pensa a una cosa che mi rappresenta da este su ritmo, este commente imposto sal batteria, sa? E commente magari imposto una O che chi sia mia o de un attero. Comunque io spero e tribaglio in cussu, mi fa che pro essere insomma connotto dai cussu. Connotto e arreconnotto. Esatto, dai su ritmo, cioè dai su suono, dai sa batteria, Certo. dai su portamento, Certo. bisogna tantas cose, sa. Certo. E io tribaglio con questo e spero di lo trasmettere, poi però capuro questo è il difficile. Essa cosa è più difficile, resessire agattai un usono chi cosa si è nostra, tu. chi sia cosa tua e chi esatto su comprendere che è proprio cosa tua. Bravo. A suo primo esprimo due notas narasa. Per esempio, a me piace sul rullante di Ratumeda, stanne con sa armonica sa bella sa. Sì. E quindi da chi sono, io chelso chi da chi intende se pure che ne abbaitare, chelso chi uno narra, questo è il Nanni, capote sul rullante, pro me un batterista da chi è il bello che mi piace è sul rullante, quando il rullante este in cara e chi l'intende se. Io penso a te ti posso tornare Steve Jordan, grande batterista sul rullante di Steve Jordan, io mi ispiro a me da isse. Lo conosco in mezzo a tutto. Steve Gadd, John Bonham, te ne posso fare dei numeri. Certo. E sul rullante per me è identificativo in questo che hai fatto. Quindi insomma, che qualcuno ha conosciuto una negaias del sul rullante. Sul rullante oppure saiette io l'impitto non dai battoldighi ma l'impitto dai sedighi. Sono due scratch perché il ciccione, no? Bello, e quindi bello. questo è su sono del no? funk. E quindi cioè io preferisco di essere il Gazzi piuttosto che di essere un turnista, per esempio. A me piace di essere turnista, ma nemmeno tanto troppo. Caproitta è il bello essere te stesso, no? È bello essere connotto per questo che sei tu e chi non sei adattabile prodotto con tutto che io ascolto e simili studio l'ho fatto probabilmente, però preferzo che la gente esattamente di me per questa caratteristica. È normale, e questa è una grande differenza, nel senso che quando sei un turnista sì traballando questa musica, ma se sei traballando po' un altro o po' altro, invece quando si prendi su tu, si prendi su tu, se si prendi po' tu. Per me è sempre un po' pensato questo. Arriba un'altra cosa, tu sei uno, se vuoi dare una pagussara del suo studio, no? Che sei su studio cosa tua, in s'apposento cosa tua, non è cosa dici. Ti intendi se per uso un artista di studio o un artista del live? Bella domanda. Come oe meso e meso, cabruite, so live, lo dedico in cosa che mi piacciono, chi isco, chi su progetto mio può andare, si studio bisogno e quindi come sono fatte ne più studio che live, però che noi spiego in su palco cioè so io, sono proprio in su palco, quindi questa dimensione cosa si deve dare una risposta su live, perché cabruite poi e si ti proprio su carisma tua, su caratteristica tua, no? E quindi mi piacco di più. Ascolta, quando fai sul live ti piace di più essi solo o ad accompagnare con un'altra gente? Con un'altra gente. A me piace questa dimensione jam, questa dimensione collettiva. Meta collettiva. Io tribaglio con mi piace da tribagliare con sosatero, pure a Sassola, che non mi devo gestire questa cosa al mia, però poi mi piace a ponnere in sa banca tutto. Infatti io tribaglio con meta gente, appunto un team creativo che si narra da Biag Factory, che saluto, con cui sviluppo tutto questo contenuto sul social, quindi si immagine, sa comunicazione, ecco, magari innanzi non lo fa io invece come tribagliando a Battoscon casa il meta mezzo su caprite io mi occupo di musica e io mi danno questa idea se si occupano di questa comunicazione, quindi questo per un artista di OE è importante che in social uno può veramente arrivare in una saisetta per esempio io sono stato con Potto, sono stato con Roy Pacci da Instagram a beccato in un modo insattero, ma hanno cominciato a seguire, commentare sul video, poi il caso su casa Adolfio, certo. Esatto, chi si è venuto in Sudai Minges, quindi poi si mai abito. Quindi dai poi si viene dai sul video, sono andato tutto. Bese. Sì. Mi dà se vorrà sta domanda. Scusami, però questo da un po'. Anda bene. Saprei conta vi è proprio questa. In idea insomma, un musicista, insomma, anche devo creare uno che
sciopero deve essere un musicista di vita come si va tu lui, non puoi vai a manco da essi in sul mondo dei social. Sia da po' di essi, vince sapore del mondo dei social, però devi andare a vivere in un altro luogo, non in sta terra, nelle rosaici di paesi in musica. Ecco, questa cosa, sì, no, tengo un team, mi sei concordato un team, ci punti persone che mi aiutano, ecco, è importante, che test importanti. Per me è importante meda, che bruitest un balcone in suo mondo. Si due t'organizzas, chi ischisi chi poter fare scusso contenuto e quindi miradoso, è importante me da bro arrivare sempre me da in alto. Questo è un problema che me da gente si fa che intortare namus dai sol numeroso, quindi dai sol certo. Stream, questo non è il musica per me. Però insomma a stesso tempo devo per forza andare in questo canale, ma è un dinaro che mi diverto pure a stare qui, però a me è bello, però che poi cominciano a ti seguire pure so spiulmano le attie, quindi due, e invece di passare da un'agenzia puoi usare su contatto diretto, certo. Di questo, quindi se tu tripagli al bene lo si sfrutta è un'arma meta potente e quindi io so a favore. Da esattera parte ripeto bisogna di stare attento a non ti fare proprio intrippare dai gusta caproitta andas a giosso incomincia a entrare in cui sono stato il depressivo insomma cussu sono ne proitte non so zonende a me mi capita non mi capita certo. E quindi poi mi devo fermare devo andare stop ok devo pensare a questo che sto facendo caproitte poi sul social beh, sul rischio che abbaia sappiamo su questo che fa che non so zatteroso e invece da vedere questo che fa che sto bravo e quindi questo bisogna di stare attento sempre fuori di onda piace poi dentro di questa musica cosa tua che noi immaginiamo mi sto concordando una cosa commenti a intro del Bandcamp non mi piace in me da Spotify o meglio prefero più andare in Bandcamp ecco questa è una cosa importante che in di oggi si pensa che chi non sei in Spotify non esiste sicuramente musicista. Come te che ti sei pensato questa cosa? Ah sì, strano. Allora, non è stata un'idea mia, ma è sempre stata un'idea di un creativo con cui tribaglio. Cabrò, ma io ho nato bene, lo faccio che ha sempre in Spotify, invece mi hanno fatto ragionare un vago e potrebbe essere un'alternativa pure prova che scomprende a sa gente che non per forza ti deve spiegare a suo sistema certo. Tu sul sistema lo puoi raggirare un'alternativa no? Si sei uno che tribaglia certo. C'è sempre gusto essere su country quindi come che so provare tanto non mi vedo nulla e quello non balanzo nulla è vero la verità è scusa è stosta ma Spotify non è prosos artista este prodotto però annulla da sa etichetta annulla da sa musica indipendente tu sei costretto a stare sempre qui però la lanzano so due non la lanzano nulla invece band che potrebbe essere una piattaforma interessante che avrete due se a suo controllo è tutto può espondere sa musica tua un album a uno preso chi naras tu sol brano sono preso chi naras tu su merch potessi stampare provenne la maglietta so scappellino certo. Eccolo come lo fa lo scappellino sicuro e quindi proittano bi provare sì. I taverdi sì. Nuda tornosa sta questione che chi non rischia chi non è non anda se nessuno non anda quindi in mezzo a rischiare come chi lo può fare bravo quindi così sì quindi insomma una rosa già si ascoltava se dopo due sono su che deve cercare anni deve cercare in Bandcamp come te questo indirizzo dove si già su indirizzo almeno a lungo comunque è Zambene Production poi si crede ti naro i certo. test e poi puoi dare infatti puoi dare di questa cosa ora che è una reso domo de produzioni cosa no. Sa musica non è scetti questa che ascoltavo se pizza da questa che video se no su da castiauso con videoclip. Sono giorni in cui ti senti solo e non sai nemmeno il perché.
Forse è colpa di sto fumo intriso, di tutti sti cazzo di caffè. Paranoia nella parte più profonda di me. Scrivo e la scaccio senza troppi perché. Domande frequenti sul mio destino. Vivo la giornata con passione, casino. Sono solo ma non sono solo. La notte lunga, la luna riflette sul mio volto. L'alba mi spaventa, sono le 6. Faccio un altro sorso, fumo e schiaccio play. Totalizzato per una sola ragione. Devozione, istinto e non perfezione. Musica che scorre nelle vene. Assuefatto dalla vita stessa, non rimpiantino catene. Faccio quello che mi va. Non chiedermi perché sto bene con me. Faccio quello che mi va. Sdraiato sul sofà, pensieri a metà, Mi affaccio alla finestra, fuori ancora piove. Con la mia mente oso e vado altrove. C'è chi spera, c'è chi sogna, c'è chi vive. Sul filo di un rasoio c'è chi sopravvive. Giornate in cui la mia forza sei tu. A due passi dall'oblio sto per cadere giù. Distante da inutili e false ipocrisie. Dietro uno schermo tutti le regie. Voi che della vita sapete proprio tutto, ma non avete capito ancora il vero trucco. Non bisogna per forza apparire. Io come un uragano voglio solo farmi sentire. E se questa canzone non vi basta, mi concedo lo stesso entusiasta. Senza sapere dove cazzo vado. La musica è con me e mi stringe la mano, Faccio quello che mi va. Non chiedermi perché sto bene con me. Faccio quello che mi va. Sdraiato sul sofà, pensieri a metà, Io me ne sbatto del parere della gente. Chi ti vuole male, chi ti crede per niente. Chi ti lecca il culo e sino agli anni non eri nessuno. Il vostro intento è sempre somigliare a qualcuno. Sto bene così come sono, sai. E non voglio essere perfetto. Voglio solo stare con lei, lo ammetto. Finché vivrò sarà il mio sogno nel cassetto. Perché sto bene con me. Faccio quello che mi va. Sdraiato sul sofà, pensieri a metà, Faccio quello che mi va. Dai groove freestyle, yeah. Faccio quello che mi va. Sdraiato sul sofà, pensieri a metà, Ancora in compagnia di Guido Sessono, ancora in compagnia di Alessio Mura in arti sumaista, ancora in compagnia di Nanni o Nanni, grandi questioni, mi piace di questa regionata, dopo una bella scrovetta, non lo ma già ti conoscia, no, tappo sichio. Ascolta, fiesta poi di nuova cosa, ma si fa tutto questo capello, anzi fammi dubbi. Lo giro. Sambene Production. Te questo Sambene Production? È un progetto tutto nuovo. Che è nato in seconda mia, secondo me dai meta. Poi su coraggio dell'Uvaga stai dai qualche mese, insomma. Sambene Production è un centro di produzione pro beat, quindi base musicale, arrangiamentos. Base musicale sì. Hip hop, funk, sempre in si sfera di sa black music, ho fatto gusto, magari un vago anche pop, però sempre in R&B, come te basta sonora, certo. Arrangiamento. E Sambene Production è un hub creativo pro esos artistas indipendentes e esos artistas emergentes, che è che cliccare, a gattare, a giuare pro lo lanciare in un qualche modo. Quindi ho fatto da produttore artistico, produttore di sa musica e tribaglio sempre con su team meu. Certo. Quindi con Black Factory siamo sotto, è un collettivo, si può narrare. Chi è in Berchida? In Berchida. È nato batto al mese il fagese e sto già tribagliando con diversi artisti e principalmente l'ho fatto pure per la musica mia. Cabroite come ho deciso di mi rendere torre indipendente, che io vivo in etichetta di Paolo Fresu per 3 anni. Salutiamo a Paolo, certo, appunto in maniera di intervistare non in televisione ma in San Radio sì. E Paolo poi è dato un usardo doc. È bravo, proprio a me piace. E quindi insomma si decide. Sì, fa che è stato pure un rischio. Cioè, mi canno dai gue, mica sono andato dai Rui Pacci, mica sono andato, ma comunque ne sono essi duene.
caproitte, vigere sempre sul rispetto Mentre persone intelligenti, una sì. persona matura comunque, Certo. no? Però fare questa cosa mia che promesso un sogno, è un progetto che spero che anda a lungo termine, come te si Certo, narra. certo. Ed è stessa cosa per me più importante, è seguire questa cosa. Quindi, noi se diventa vinza de artista, nel usamento di un'etichetta, uno produttore artistico. Produttore artistico non è che è sti gusto che interviene in sa musica de sa gente, quindi podinai ben giudeo ed innao caro Nanni, deus un cantante soul, no? Esatto. Mi da piace a traballare con tu e tu bisi che ci punti scalidade, se no bisi Esatto, chi chi bisi si- qualche cosa, chi di bisi è su differente. sambene, Su sambene che rendere passione, no? Certo. E scusso su numine che ha poi separato, e l'ha poi separato in saldo, che brutte promette un significato importante. Mm. Su sambene ste proprio appunto, questa cosa che uno ha, no? Certo. Su calore interno Certo. che ognuno di noi, che ognuno di noi ha, scusa. Certo. E quindi questo è il suo significato. È uno bello vedo se scioverà, uno vedo sono de contento. importo. Se si vai che con un nome dei artisti che punti già in trend in questo mondo, c'è che con un nome? Dopo uno meda bello Mm. che è venuto pure in Oghe, è Ah. un'artista giovanissima, si narra da Mia, questo è il suo nome d'arte Zou, e poi scabol facciamo intendere pure una cosa. Andava. E te vai di? Issa canta, da è una cantante R&B, R&B insomma. soul, meda brava. Bene in meta. Ascolta, vediamo su un passitto a Goa. Asi vuoi dare, insomma, te gusta del suo fatto che questa etichetta in sa Tuk Music, no? Questa è Esatto, un'etichetta de importo, perché voi, insomma, Paolo ha di fatto un bello traballo con questa etichetta, no? certo. Voglio suonare su un'etichetta meta connota. Ita da donau, ita de sta parrò di questa esperienza. Si sta da me da bello che noi non siamo mai stati in un'etichetta, Mm. quindi ho poi imparato a stare in un contesto più prestigioso e ho poleato tutto su bello che si poteva ad essere. Pro questo poi Hai fatto esperienza, no? ho fatto esperienze, pro questo che è nato questo progetto. E capro, poi da chi tu stai in questo contesto, su Tinda Bizza sa come funziona, si schisi a baitare, stare in questa situazione. E quindi si stato me da bello, ho fatto due discorsi. Uno 3 anni fa che si intitola TOTB, che narra, cioè, in inglese si narra da Think Outside the Box, quindi su pensiero fuori dai si scattola, quindi mi sono cimentato in questo genere, uno pago chill out, sempre black, uno pago elettronico, e poi l'ultimo l'ho fatto l'anno passato, si narra da Battoro. È un concept album con su tema dell'alchimia. Stessi quindi l'anno passato un bello tripaglio su primo disco però con 2 chitarre che io ho sempre fatto EP 6 tracce 8 tracce questo 2 con un cast bello umano. Dopo li giocano qualcosa, due sti che all'incuno a reppatori pure tipo Shawan, la famiglia Tormento di Sottotono, poi atero il jazzista Divine che è un rapper di New York, poi Bel Bonno che è un attore produttore, ha fatto un tripaglio corale. E quindi l'ha fatto tutta a distanza, Cabroite che viene da esattamente parte del suo mondo, chi è in Italia, chi è in cudale, e quindi bisogna fare un bello mazzo per lo fare perché 12 tracce con un tema di alchimia, quindi salvato il fase 4 elementi sopra arrivare a sa pietra filosofale, no? Quindi quanto ci si può sta a fare questo un disco? anno. Un anno proprio? Un anno, però nel frattempo hai un tour con Roy Pacci, io la direzione artistica di Sudopo Festival, quindi non è che vista è stato un anno meda difficile, certo. però è sti gue che uno in questa difficoltà chi bessi da piglio. bessi tutto. Ascolta, se no mo uno vedo che è sti bello festival e quando vedo su dei festival più che si de Berchida non potevo de peus a Marolla no deo poi dai de su festival che è su time in jazz, no? Tu sei pesao se si cresce in Berchida, insomma, un luogo che dona un meta questa musica, si cominciava in questa banda musicale e su solfeggio, insomma, adesso contiamo per questo percorso cosa tua. Quanto è stato importante su festival Podui? Su festival è un luogo che noi
arriba da gente Dei di tutto questo mondo, e quindi è un mondo di scambio, un mondo di concambiare, detto via, gente, poi se si parti del su festival, questo dopo festival, da Sinau, ecco, contasi uno va con questa cosa. È stato importante che tu hai conto che sia battolicando e si in questa guida e vede tutto il mondo e tu hai questa opportunità di suonare qui. Fatto una premessa, io ho poi cominciato a lo frequentare proprio a Battolicano, che probabilmente la famiglia mia, essendo sono artigiano, sono una attività in budoni. Quindi io dai visiti non l'ho mai ido su dei miei scalisti di lista io qui. Quando ho cominciato a suonare, questa prima volta per me vi da Battolicano, ti potessi immaginare due e si regue con 1 miliardo di persone. In Sabrazza, no? In Sabrazza, e quindi sono cresciuto stimolato, ma io come tu scompanzo il mio, quindi siamo stati mega fortunati, perché non è una cosa scontata. No, certo. Hai ridotta questa gente, ti poter fare sconoscere e ascoltare a me l'artista di musicalità, questo è l'infavittare per uno che sta cominciando a suonare. Quindi io li devo mettere cose a saida mia, a su festival dai Vingese e a poi lo friso pure, ovviamente. Certo. Ascolta, io, tu che sei berchidese, no? Io commenti sti bio in sa vita. Sa gente commenti Petta scesi poi sardo su punto non vago particolare sicuro che il su vedo Nemo e la frase no? Nemo profeta in patria o metasa è vero cioè ci punti logo se noi anche io non sia da sovruffotti del suo mondo c'è sempre questa gelosia c'è sempre questa come te bio questo come te educaste da sta gente stai rispettato sì rispettavo meda ovviamente che Paolo ha gitto in bidda sono maggiore artista del suo mondo in dotto economico certo. Esas attività in cui sa chi fa che probabilmente questo che si fa che in un anno certo. Cioè comunque arriva a baccuti di metà gente e lui tem bene che però ti ha dato metà opportunità a metà gente sono artisti sono commercianti quindi stai rispettato poi ovviamente la gelosia bisogna sempre soprattutto pro chi è vaghe è una costante da prendere in conto chi è vaghe è uno va con soggetto sempre a questa cosa però se uno andata a prosa carriera sì e poi potete aggiungere un'altra cosetta di lavoro sti vince una bella opportunità di picciochetto su come tu che appunto cadenti in maniera di musicista del suo mondo no ma vince da entrai dei punti volontari su adesso io sono stato volontario hai spostato a Scadreas sai tutta questa cosa che chi serve io ho montato pure cioè tribagliato in su palco mi rende cioè vio utile pro sa comunità poi ho cominciato a suonare in sa carriera ma non con autorizzazione dei su festival che veniano pure sul gruppo a suonare in sa carriera su Barti dalla Sagurre bascheraggio bellissimo e io proprio sogno mi ricordo ma ammento che la prima volta proprio ho lanciato al bacchetto proprio mi creio in Woodstock invece quindi è stato mega importante e poi sono cominciato a entrare con sua orchestra finta a fare il suo primo disco che l'ha presentato a io 22 anni l'ha suonato ho finito l'accademia l'ha suonato tutto a Sassola basso che mi sono proprio tancato un anno poi ho fatto questo disco l'ha presentato in Sunura che al Buccio di Alzaghena e quindi questa è stata ufficialmente entrata mia in su dai Minges poi sanno che sta riveduto esatto ha poi fatto la direzione artistica di su dopo festival di su Time After Time però battoranno con su gruppo mio sa modalità di questa che è il meta bella infatti però uno deve di ascoltare meta musica deve essere insegnato in inglese skillato no? Certo. Casa bene me abbiamo in 13 e tu alleva che da backing band come te sono dei roots no? Sì, che fa che questo programma televisivo a me questo mi fa che ti impazzire per proprio questa cosa arriva a cantanti sei su zona tappata bravo e questa è la mentalità da produttore che è proprio quel live e quindi io mi cementai 11 anni a Bogaio battle serata o un artista diverso a 11 serata quindi sono una cosa come 80 brani chi deve preparare in 2 al mese se compreso quindi tu stai sempre che è isso quindi deve essere organizzato, deve essere una sala in cui tu registri tutto. Capito, te li deve mandare sos arrangiamenti certo. Che fa che stue a sos artisti. Certo. E quindi si stato mega stimolante. Penso che non bisogna palestra più bella per un musicista che vuole suonare, deve preparare progetto ma non cover.
E io non ho no. mai separato cover. Certo. Io sono una persona anti-cover. Mi piace, Sei sindoso. mi piace che cada chiuno ha una visione, no? E quindi ho sempre cliccato di abbocchiare l'artista sa chi mi narra anche qualche cosa. E quindi questo è un tripaglio molto importante. Bello, 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 bello. Si piace andare a scruffogliare su chi fa intis artistas, su chi hanno fatto, su chi hanno incontrato. E noi su Lupa su con Conticedus. Tanto la cosa curiosa che ci è combinata a noi da quando abbiamo cominciato era che è filmata alla storia questo dello festival, dello Summer e l'Aliento è una. Lo facciamo pure sopra noi, è vero, ne babbo che nei 90 anni, lo babbo di Massimo e quant'altro, sono mica lì, un meschino che avanti si agattava anche più, che ha 100 anni forse se non mi momento male. Più o meno, in questo periodo ha avuto 100 anni. E fortunatamente niente ne è venuto a bello. In mezzo a tutta la gente che applaudiano, come funziona in tutti i festival di musica, soprattutto di blues, un bel frusciane. Però lo fatto di frusciare per noi era una cosa bella, perché era una cosa bella, cioè che era favorevole per lo festival. Tutte le persone anziane che l'hanno intesa questa cosa, la gente fruscende, alle tante dici hanno detto, niente venirà bello, ma lo pieno ne fruscende. Quindi l'hanno presa per una cosa che non è piaciuta la cosa, compreso. Questo è un piccolo aneddoto di verde dello festival, e di chi se ne è combinato parecchie. Ancora voi due sono su ancora su Maisto, ancora Nani Gaias, insomma, dopo festival, backing band, insomma, andiamo su voi da cose, ci andate nai. Beneusu ai disi deo, insomma, asi su già voi da questo progetto studio, su voi da del Summer Production, su voi da insomma de disco su chi fonti bessius, in questo preciso momento aiuta se traballandi. Altando come sto lavorando con diversi artisti e poi ho fatto un nuovo disco, un EP, e sono remix dei album passati meu, dei 4. Ma proprio fare, ho adottato una strategia diversa, siccome vi stracco di stare sempre in studio, cavolo, e poi uno a stare sempre dancato, no, ma bello, ha bisogno di staccare. Quindi ho apponato insieme sempre a su team mio che mi lancia queste idee, quindi è sempre un scambio di idee, no? E quindi ho pensato, ma perché non l'ho fatto io in un camper, questo tribaglio? Cugino mio ha un camper, me ne sono fatto prestare, ho allestito tutto i due, sono partito a Sassola, e l'ho fatto tutto in un patto schidasa, tutti i guai intro. Ma in Sardegna? In zona del mare, sono andato io, l'ho firmato, mi sono uscito tutti gli studio mobili e niente, l'ho fatto io, sono 15 tracce, sono 3 remix e 2 ineditos, stessi sul 28 di giugno. Andatela ad ascoltare in Bandcamp, che è due. È stata un'esperienza a metà bella, che sono andato un poco fuori dai suoi schemi. Il suo camper vi sta solo? Solo i due, poi a macciappare sa spisetta se che mi facciano sul contenuto, sul video, su io mi pongo sul telefono, a 11 fasi della creazione. Quindi sul social mio sono andate a baitare bestotto su fase creativa. Su un vlog, su un partito dai idee iniziali, ma come te l'ho fatto, come te non l'ho fatto. Poi dai due si doveva baita su come chi si è impuntata. Bello, bello, molto bello, un ripaglio bello, creativo, diverso, più umano, no? Capretta avevamo bisogno pure di raccontare sul backstage, sul retroscena. Certo, penso sa cucinando dentro del suo campo, sa doccia dentro del suo campo. Tutto lì, tutti i guai. È stata un'esperienza bellissima. Questa cosa, particolare, no? Sì. Andavo a ciccare due e tutto, no? C'è chi anda in India, andando a mare con suo campo. Esatto. Bella questa cosa, mi piace. Ascolta, se sei arrivato su pizza a questa fase non si piace, pensa ci sconti, cioè, tu sei uno che ha girato, no? Firenze, Torro con Francesco Pio, insomma, Roy Pacci, c'è una cosa che ti succede, a noi si piace ti sconto, no? Le cose che succedono, uno conto spassioso, una cosa... Bindato uno che, è troppo bello, praticamente quando sono io, non ho fatto solo numine se Sì, no, in questo caso non mi mandate fare, però sono io in questo progetto, no? E vai a questo tastiere sta a me da più il manne a me. Sicuramente io avevo un pischelletto, io ho 20 anni, questo mi sa che è matta. Lo fa che pure con regione che
addobaio troppo volte, magari non l'ascoltai io, però visto che mi lo dovevi a fare che pensare un volta questa cosa. Tanto una serata arrivi su un momento di solo su, questo si casa e ne e dai sacatrea. Proprio innanzi a tutto, e io troppo contento, ma poi che questo è super caldo, ma non resistivo a suonare, che mi veniva, cioè io sempre rienne, ho sofferto, è stato troppo bello. Poi un'altra volta con Dario Cecchini, che è il direttore di Solfancoff, ma era abbocchiato per un progetto. Stiamo suonando a Petra Sesonus sul festival che bestia in Mogoro. Tu conosci, Zoe, salutiamo su Zoe. E praticamente abbiamo il suonando con Dario, un repertorio bellissimo, in sa ballata, tutto in spazzole, tutto qua. A un certo punto incomincia a suonare Dario e non bestia questo cane che incomincia a toccare a volte. E quindi, ma una roba totturienne, ma poi in suo momento più intimo dei show, no? E quindi mi lamento che io sempre riene, poi io che in questa situazione non riesco a stare medabile, ma bindaratterò il meda, come no? Stiamo fin a casa se incomincia a raccontare. Certo, no, ma è bello fare esperienza, è bello andare a Rio e poi cose succedono. Ascolta, dei artisti zagoniscali hai collaborato, fin a Semo, c'è uno che avrà dedotto su di Vrage, di stava in suo coro? In qualche modo tutto in suo coro mi sono restato. De ognuno vi casa una cosa, bravo. certo. Non lo posso ponere, cioè non posso tornare che questo è il mese, se questo è uno. In tutta questa esperienza si è appolato sempre le cose belle e queste meno negative, insomma, si è un po' fatto esperienza, quindi tutto sono importante. E c'è una cosa che tu supponi di impari tutto, su che si chiama in francese, fil rouge. Su fil rouge è la mestieranza, sul fatto di essere professionale. Quindi questo mi ha fatto imparare a me da cose, soprattutto di come pensare. Come si dice in inglese, su mindset, su approccio, certo. Su professionalità, su tribaglio, come qualsiasi altro, come non mi tutto su tribaglio su un gas. Sì, però tu vai con professionalità. E questo sto su virruccio dei tutto canto. Certo, una cosa che hai imparato da monesi in pratica, questa professionalità. Serviti per tutta questa cosa schifare e fa che sa differenza banalmente pure uno che arrivi in orario, uno che sta puntuale in sa preparazione dei aspaltes, che a volte se ti potete abbocchiare come è successo a me con Roy, ma potevi distribuire 30 brani in due schide, se non sei uno che ha il suo metodo di si dancare e su treno passa e tu stai sicuro. Certo. Quindi devi imparare al meta, deve essere pronto. Certo. E poi insomma a Roy di Vrage inizia a improvvisare, sì, no? Ogni avanti. Di felti di un meta capito? È un grande traballatore. Grande traballatore e poi su genere il bello che vedi afrobeat, vedi ska, no? Quindi bello. Questo è uno meta, come si chiama in italiano, alla mano, no? Ma che sono il saldo, isolano. E quindi ha questo... questa attitudine. Ascolta, poserai questa regionale e poi ci punti pregunta che si va al suo pubblico, ma questa si appunto in due altre robe di questa puntata. C'è una cosa, se sei giovane, quindi non si attende sicuro delle cose che ti da piace a fare che ancora non si è fatto, un desigio, un desiderio, se è in italiano. Devi stare in salute e seguire a fare questo che hai fatto e piccare sempre di più. Questo è il suo desiderio mio, di piccare, di fare questa musica che è il zoeo. Libera, no? Questa musica che io suonavo, questa musica libera. Deve essere sempre questo che zoeo. Certo. Questa è questa cosa che dici zoeo di più. Tribaglio un dietro questo. Il percorso è meta lungo, specialmente quando decidi di stare un po' una vacanza a sole e fare questa cosa tua. È il meta difficile. Però io penso che se uno tribaglia, la resilienza è questa è cosa importante, non tal da perdere d'animo, quindi certo. Deve fare. Questa cosa che il zoeo è piccare sempre di più, stare in salute e fare musica, divertirmi. Sei giovane, bravo. Grazie. Si torna a prima e poi torniamo su queste pregunte come te del suo pubblico.
Ultima parte di questa regionata de oggi con Nanni Gaia, se noi fuori se sono ancora in compagnia delle sue mura in arti su maisto caro Nanni, questo è il suo momento, il suo gale, il suo pubblico cosa nostra, casciti che ci sei due ospiti, si zerriata o si manda da su messaggio e si narra da vi preguntai questa cosa a Nanni Gaia, e una delle pregunte che ti ho fatto è questa, ma chi beniti Goldi, Goldie, tu conosci tutto, no? Sì, Un grande produttore drum and bass, Nas, uno dei rappatori più forti che in New York andava a Bogavo a Pillo, e proprio Sean Cutti, che non è manco, è suo figlio del Felacco. Sono lì, sul re del Safrobeat. Beninti, dubanta domo de Nanni Gaias, anzi, il suo studio de Nanni Gaias, Nanni, chi vai se entrai? In suo studio cosato, di questo stress. Là che esatto tu sei parlato fuori, sa reneganta, quindi sciovera con attenzione. È difficile questa domanda. È uscito, lo sconosco. Anzi, ti sei fatto apposta. Lo sconosco tutto stress, però si deve separare severo sencuti, su vizze velacuti. Proite Afrobeat promesso un genere meda importante, l'ha posonato meda, l'ha ascoltato meda, a esse puro a scena su vizze deve la cutti l'ha ascoltato meda, quindi a scatto la dancata di Naruisse, capro Afrobeat da chi lo usano io mi inglorio, questo è un genere che mi piace, sì, che su funky, stai qua è vibrata tutto in oche, quindi con esse vi andare. Este groove, no? Groove, bello. E s'altra pregunta che si ascoltava se si va è questa, se tu sei giovane, quindi insomma in maniera devi ancora mettere sul mondo della musica, faccio questo bel lavoro. Grazie. Ma chi torna sta cosa? Chi ti non sta a fare adesso che hai fatto? O io sta tornando a fare tutto, non uscivo? È una bella domanda questa. E io penso che io ho fatto tutto questo che ho fatto. Caproitte pure sa cosa feasa o negativa, ma hanno imparato qualche cosa. Quindi non cambio nulla del suo percorso mio. Io sono meda sicuro di essere scelta schivato. Sono una persona meda che bigrette in sa con camisa ideal mia, quindi pure quando è andata male, che è andata male meda al volta, comunque è stato un insegnamento. Quindi a questa domanda di naro che non ho cambiato nulla. Chi manda bene Asi. Andava, insomma. Adesso giovanetto mangiare scesi su fatto tu, non è ti torno grazie a voi essere stati ospiti cosa nostra in questa bella puntata di Poi Due Sono e noi se fa intendi un vago dessa musica cosa tua. Andava? Grazie mille a tutti. Parlo alla luna, l'unica che mi ascolta. Ci parlo un'altra volta, aspetto a notte per una risposta. L'ombra dei miei passi si è fatta lontana, portata via dalla tramontana. La mia stessa luce mi ha sempre guidata, nave fantasma, io sono il pirata. Una coltellata delicata mia è rinata, mai abbandonata, impegnata tra cristalli e tarocchi. Cerchi di raggiungermi ma non mi tocchi, ma non mi tocchi, ma non mi tocchi. Ora so che tutto può succedere, ora che domani saprei credere. Ora so che tutto può succedere, ora che la paura è fantasia, la paura è fantasia, la paura è fantasia, la paura è fantasia.
tu subirai per sempre l'influenza del mio abbraccio. Tu sarai bella come me, amerai ciò che amo e ciò che mi ama. Le nuvole, il silenzio, la notte, anime corrotte, l'amante che non conoscerai, il luogo in cui non sarai, il luogo in cui non sarai. Generata a tua somiglianza, della tua stessa sostanza, dal campanile te rintocchi, cerchi di raggiungermi, no, non mi tocchi, no, non mi tocchi, no, non mi tocchi. Ora so che tutto può succedere, ora che domani saprai credere. Ora so che tutto può succedere, ora che la paura è fantasia, la paura è fantasia, la paura è fantasia, la paura è fantasia. Parole giuste, toccare l'anima, 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 parole giuste, parole giuste, parole giuste, toccare l'anima, parole giuste, toccare l'anima, parole giuste, toccare l'anima e parole giuste, toccare l'anima e parole giuste, toccare l'anima e parole giuste, toccare l'anima, parole giuste, toccare l'anima e parole giuste, parole giuste, parole giuste, toccare l'anima.